Osservate al campionato italiano gentleman, ci sarà anche una ultima, ottava prova, che sarà il trofeo delle regioni, sempre riservato ai gentleman. Di queste 3 prove, il migliore dovrebbe passare in finale. Andiamo a leggere lo schieramento di questa prima prova. Pensiero Adri, Urla del Vento, Osiride Ron, Vian Rose, Zapping Sea, Radenska Daghi in prima fila, Ulisse LL e Tyson Per in seconda, ritirato Ursus TFT, favori nettissimi per Radenska Daga, numero 6 Filippo Monti, macchina che stacca, sono veloci proprio Vian Rose e all'esterno Radenska Daghi che si avvantaggia e attacca l'avversaria. In 150 metri la sopravanza per scendere in corda dopo 200 metri esatti in 13,9, quindi leader Radenska Daghi su Vian Rose. Le due hanno scavato un solco con gli altri concorrenti e dopo 400 metri in 29,6 cercano di riportarsi sotto gli avversari, con in terza posizione lungo la corda Zapping Sea, mentre al largo si fa luce Tyson Per, che è praticamente l'avversario principale insieme a Osiride Ron, che agisce invece in pariglia esterna, in seconda pariglia, proprio alle spalle di Tyson Per. Intanto 46,3 per i 600, continua a guidare tranquillamente Radenska Daghi. Tyson Per si limita a rimanere a lato di Vian Rose, poi Osiride Ron che copre Zapping Sea, gli altri a seguire, con in coda Urla del Vento che ha avuto problemi. Intanto il chilometro se ne va in 1,16,4. Radenska Daghi non si lascia avvicinare, continua a condurre mentre Tyson Per prova a superare Vian Rose a 450 dalla conclusione. Siamo sulla curva finale, il parziale in 14,7 di Radenska Daghi, in scia c'è ora Tyson Per, mentre in terza posizione Vian Rose, prova ad avanzare anche Zapping Sea, più indietro c'è Pensiero Adri. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Radenska Daghi entra nettamente in vantaggio e accelera, è inseguita da Tyson Per, mentre a centropista fornisce il suo spunto Pensiero Adri, vince facile Radenska Daghi, secondo posto per Pensiero Adri, al terzo chiude Tyson Per davanti a Zapping Sea. 1,15,5, 30 secchi a chiudere, stacco finale di Radenska Daghi che Filippo Monti porta a una netta affermazione per conto di Alessandro Raspante, quota di 1,47 al totalizzatore. Invece il secondo posto lo conquista con gran speed finale Pensiero Adri, che era uno degli outsider. Patrick Romano lo lancia a centropista per conquistare un buon secondo posto, mentre al terzo finisce Tyson Per dopo intero percorso allo scoperto.